Oggi Sardegna Sport trasmetterà le proprie dirette su YouTube. Iscriviti al nostro canale sardegnasport.com e goditi insieme a noi lo spettacolo di tutto lo sport sardo. Sardegna Sport, sempre aggiornati, sempre connessi. Amici di Sardegna Sport, buona giornata dalla Sardegna Arena. Oggi è il giorno di Ragnar Klavan, il nuovo difensore del Cagliari, capitano dell'Estonia. Ultimo acquisto del mercato estivo della società rossoblù è stato presentato qualche minuto fa qui nella sala stampa della Sardegna Arena. Vi abbiamo offerto, come avete potuto vedere, il live testuale delle sue parole, le sue dichiarazioni alla stampa cagliaritana, e direi che subito possiamo partire con il titolo, ovvero sono pronto per giocare già da domenica. Il difensore estone, 32 anni, ricordiamolo, che oggi appunto ha fatto il primo bagno, diciamo così, la conoscenza con la stampa rossoblù. Appunto ha detto a precisa domanda: sono pronto già per giocare domenica, se Maran lo vorrà io sono a disposizione del tecnico. Una risposta fondamentale per quanto riguarda l'ambiente rossoblù, soprattutto visto l'infortunio di Luca Cepitelli domenica sera a Empoli, un problema al ginocchio sinistro per il centrale di Assisi, che sicuramente non sarà disponibile almeno fino alla sosta, da valutare ancora i tempi di recupero, per cui l'autocandidatura, possiamo dire così, di Klavan è sicuramente una notizia importante per Rolando Maran, che vedremo a questo punto se deciderà di buttare subito nella mischia quello che è fondamentalmente l'acquisto principale per rinforzare il reparto difensivo del Cagliari, insieme chiaramente a Dario Serna, che ancora non è a disposizione per i noti problemi della squalifica per doping. Però chiaramente Ragnar Klavan è e sarà probabilmente il pilastro della difesa del Cagliari, e vedremo appunto se Maran deciderà di farlo debuttare in rossoblù direttamente domenica qui alle nostre spalle alla Sardegna Arena, nella gara che varrà per la seconda giornata della Serie A contro il Sassuolo. Saluto intanto tutti coloro che ci stanno seguendo in questa diretta mattutina. Klavan, abbiamo fatto chiaramente tante domande, abbiamo spaziato un po' sui temi che riguardano il centrale estone. Bisogna essere sinceri, forse un po' sconosciuto almeno agli occhi del grande pubblico, quantomeno in Italia. Ricordiamolo, capitano della nazionale dell'Estonia, arrivato dopo 2 anni da pseudo titolare, possiamo dire così, a Liverpool, poi arrivato l'anno scorso, è arrivato a gennaio Virgil van Dijk, il difensore olandese, il difensore più pagato della storia del calcio europeo, per cui Klavan ha perso posti, diciamo così, anche nelle gerarchie difensive, fino poi ad accettare la soluzione Cagliari nell'ultimo giorno di mercato. Diciamo Klavan, abbiamo chiesto che tipo di difensore sia, se sia più un difensore che predilige la marcatura o l'impostazione. Lui ci ha risposto che in realtà sa fare entrambe le fasi, sia la marcatura che l'impostazione, quindi si è definito un difensore completo. Abbiamo chiesto che cosa si provasse a passare dal club che ha perso la finale di Champions League contro il Real Madrid a un club di medio-bassa classifica come è il Cagliari. Klavan ha detto: io ho un'esperienza internazionale tale da poter dire che ho giocato sia in campionati top come appunto l'Inghilterra e più precisamente nel Liverpool, ma ho giocato anche in squadre di livello inferiore come in Germania l'Augsburg, come l'Heracles in Olanda, poi anche la Z Alkmaar come livello più alto. Klavan, che dicevamo, si è presentato oggi, ha risposto a varie domande, ha detto non ha citato Cristiano Ronaldo come attaccante più pericoloso presente al momento in Serie A. Ha detto che è pronto a giocare, non vede praticamente l'ora di scendere sul terreno di gioco. Vedremo appunto se Maran domenica
lo schiererà tra i titolari. Chiaramente una delle ipotesi, se no si va verso l'inserimento di Fabio Pisacane appunto in coppia con Filippo Romagna al centro della difesa. Dicevamo un Clavan che appunto ha risposto a tante domande, ha detto appunto pronto all'impatto con la Serie A, si è detto fisicamente pronto, quindi già appunto come stavamo dicendo per essere a disposizione di Rolando Maran già da domenica contro il Sassuolo, quindi vedremo se il tecnico rossoblù lo premierà, diciamo così, fin da domenica. Il Cagliari che chiaramente deve riscattare una prova davvero opaca come quella di Empoli, un 2-0 che non ha lasciato assolutamente, anzi che ha lasciato probabilmente qualche scoria all'interno dell'ambiente. Forse non ci si aspettava, come ha detto lo stesso Maran, una prestazione così scialba come quella offerta a Empoli. Maran che ha parlato di centrocampo tecnico che però non è riuscito a dare il proprio contributo in fase di impostazione, con tanti errori di misura, con l'Empoli che ne ha immediatamente approfittato. Ricordiamo le 2 reti di Krunic e Caputo nel secondo tempo, una difesa apparsa non sicuramente in grande giornata. Nessuno, possiamo dire, si è salvato nella prestazione del Castellani, neanche Cragno, che fino a questo momento era stato un pilastro a livello di rendimento per quanto riguarda la difesa rossoblù, ma anche Cragno ha avuto grossi problemi. Ricordiamo, ha avuto il 2-0 con il tiro di Caputo che è passato sul suo palo, insomma un errore non certo da lui. Dicevamo quindi Clavan, un rinforzo importante. Vedremo quale sarà lo spazio che gli vorrà riservare Rolando Maran. Noi chiederemo conto già dalla conferenza di presentazione della gara di domenica, quindi sabato mattina ad Assemini, con appunto le parole del tecnico trentino. Vedremo se per il capitano dell'Estonia ci sarà davvero l'esordio dal primo minuto, oppure se invece Maran continuerà a provare quelli che sono i giocatori che ha visto in queste settimane di lavoro, da partire dal ritiro di Arizzo, poi Peio, e fino alle le ultime giornate appunto di allenamento. Io direi che possiamo anche chiudere qua questa diretta di presentazione appunto dell'arrivo di Ragnar Klavan. Vi rimando al contenuto testuale, quindi al live sul nostro sito www.sardegnasport.com per rileggere tutte le dichiarazioni del nuovo centrale rossoblù. Io vi do appuntamento alle prossime dirette qui sul nostro canale Facebook oppure sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, continuate sempre a seguirci per avere una copertura sempre la più totale possibile sullo sport sardo. Da Francesco Aresu, buona giornata e a presto. Da oggi Sardegna Sport trasmetterà le proprie dirette su YouTube. Iscriviti al nostro canale sardegnasport.com e goditi insieme a noi lo spettacolo di tutto lo sport sardo. Sardegna Sport, sempre aggiornati, sempre connessi.